Sì, in questo giovedì di piena estate torna l'appuntamento classico del giovedì con gli a tu per tu Instagram di Gol Sicilia. Ragazzi, non so che temperature facciano nel resto della Sicilia, ma in Palermo e provincia oggi sembra luglio inoltrato, ragazzi. Si sfiorano i 32-33 gradi. Allora, ragazzi, oggi abbiamo un appuntamento speciale di a tu per tu Instagram perché andremo ad ospitare, ad avere ospite qui insieme a noi un giocatore, un ex giocatore, un ex difensore che ha fatto tanta Serie A e tanto calcio che conta. È riuscito anche ad esordire in Champions League. Ragazzi, vi do giusto prima di cominciare le ultime notizie. Vabbè, si sa già da ieri che comunque il 13 giugno dovrebbe ripartire la Serie A. Mentre Santino Lopresti della Lega Nazionale Dilettanti ha detto che diciamo si saprà di che morte morirà il calcio dilettantistico giorno 22, quindi nel consiglio di giorno 22 sapremo se il calcio come si pensa si fermerà oppure andrà avanti. E allora ragazzi, come vi dicevo, oggi avremo un grande ospite qui insieme a noi, ci sarà Salvatore Totò Aronica. Vi anticipo anche in questo momento che sabato nel salottino di Gol Sicilia si parlerà tanto di eccellenza, avremo l'avvocato Castronovo, presidente dell'Agragas, avremo il direttore sportivo del Paternò, Vittorio Strianese, e avremo anche il difensore del Mazzara, Gino Giardino. Intanto salutiamo anche il mister del Gel, Alessio Catania. Ciao mister. Sabato salottino Gol Sicilia da non perdere, ragazzi. Come vi stavo dicendo, il 20 ci sarà un consiglio federale in cui diciamo si sceglierà tra Serie A e Serie B quello che si dovrà fare, anche Serie C, anche se la Serie C diciamo ormai ha deciso che dovrebbe andarsi verso lo stop, ma molto probabilmente il 22 invece avremo l'ufficialità di quello che succederà dalla Serie D e per l'eccellenza. Salutiamo anche il nostro Luca Di Noto, ciao Luca che è qui puntuale, salutiamo anche l'ex esterno del Ragusa Angelo Azzara e salutiamo anche il direttore Pietro Dell'Orso. Ci state seguendo in tanti, siamo in attesa che si colleghi il nostro mister Totò Aronica. Salutiamo anche Vito Lupo che vi anticipo che sarà diciamo uno dei protagonisti delle prossime settimane, già ne abbiamo parlato insieme al centrocampista del Canicattì, quindi presto avremo anche Vito Lupo online. Vi stavo dicendo ragazzi che Totò Aronica dopo aver smesso di giocare a calcio ha intrapreso la carriera di allenatore, ha studiato, sta facendo la gavetta e adesso potrebbero esserci novità nel suo futuro. Vediamo se riusciamo, però non vi posso svelare tutto adesso, dobbiamo aspettare che arrivi il mister per parlarne insieme a lui. Vito, sei contento scrivici qui in diretta, sei contento di far parte dei prossimi appuntamenti di Gol Sicilia degli a tu per tu Instagram? Mi sa che è lunedì parleremo tanto di Canicattì, che è una maglia che Vito ormai sente nel cuore, e vabbè, parleremo di eccellenza in generale e della carriera di Vito Lupo. Intanto vedo che è arrivato mister Salvatore Aronica, allora andiamo a invitare a partecipare insieme a noi alla diretta. E allora ragazzi, con mister parleremo tanto di calcio che conta e di calcio di casa nostra, di calcio siciliano, visto che lui... Eccolo qua, il mister. Ciao mister! Buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a tutti. Come stai mister? Bene, diciamo che abbiamo attraversato questo periodo di riposo forzato, quindi siamo abbastanza riposati e vogliosi di ripartire. Oggi abbiamo spiato le tue storie, mister, ti abbiamo visto nella spiaggia di San Vito Lo Capo, diciamo, è una bella vita quella. Diciamo che sì, per adesso forza maggiore mi sono trasferito qui un po' perché il calcio è fermo, un po' perché fa veramente caldo qui in Sicilia e quindi approfitto per iniziare le vacanze in attesa di iniziare a lavorare seriamente. Speriamo anche di poterci fare il bagno presto, perché quel mare era desideroso proprio di un bagno. Mister, non so se hai visto l'identikit segreto che abbiamo fatto noi prima di averti ospite qui, abbiamo scritto che avremmo ospitato un siciliano, un siciliano che ha giocato con due squadre in Serie A e un giocatore che ha vinto lo scudetto con la Juve. Eh Chi sì, è? eh sì. Sì, diciamo che l'identikit è perfetto e devo dire che con grande orgoglio ho questo record di aver giocato appunto con Messina e Palermo in Serie A. Catania l'ho sfiorata perché prima di andare a Reggio c'era stata un'opportunità di andare appunto a vestire la maglia rosso-azzurra, però diciamo che Messina e Palermo è un bel traguardo. E poi c'è un piccolo record che tengo per me che dopo Totò Schillaci che ha giocato la Coppa dei Campioni, sono adesso ancora l'unico siciliano a aver giocato la Champions League. Non in tanti si ricordano di questa tua esperienza a Torino. Ho letto che hai fatto l'esordio proprio sostituendo Torricelli, se hai esordito con la Juve, sostituendo Sì, comunque sì, uno della storia del bianconera.
il 15 febbraio del 98, lo ricordo perché appunto l'esordio di Serie A con la Juve di Lippi, Del Piero e compagnia, sicuramente è un ricordo indelebile che porto bene dentro e allora gli ultimi 5 minuti Lippi mi chiamò, sostituì Torricelli in Juve Sandoria con un risultato già acquisito netto, un 3-0 delle Alpi. In tanti ti legano, ti vedono legato al Napoli perché con Napoli hai fatto grandi cose. Ci sveli un piccolo retroscena? Cioè, quanto è forte quell'urlo The Champions alla fine dell'inno della Champions League? Perché tu ricordiamo che hai giocato anche in Champions. Sì, diciamo che veramente dà grande emozione. Giocare la Champions già dà particolarmente emozione, ma giocarla a San Paolo sicuramente è un effetto diverso e veramente entusiasmante, perché San Paolo è quasi sempre gremito, che si giochi con una piccola media, che si giochi la Champions League è sempre gremito, con tanti tifosi c'è grandissimo calore, quindi l'urlo della Champions è anche tra i miei ricordi più belli, ecco, della mia carriera calcistica. Ti fa tremare quando sei in campo e senti quell'urlo. Cioè, la gente di Napoli aspetta solo quel momento praticamente per le partite di Champions. Sì, ti dà adrenalina, vedi un'infinità di flash, un urlo proprio a squarciagola e quindi da lì si inizia a battagliare perché ti arriva un'iniezione di adrenalina. Ci ricorda il nostro collega Luco Di Noto che diciamo tu sei arrivato a Napoli grazie al legame con Mister Mazzari, un legame forte quello col Mister. No, diciamo che non è proprio così perché io sono arrivato a Napoli prima che arrivasse Mazzarri, quindi io arrivai dalla Regina, Mazzarri era fermo perché era stato a Genova, quindi diciamo che poi lui mi ha ritrovato a Napoli, ma da lì abbiamo continuato a lavorare insieme, che devo dire che Mazzarri è stato il mio mentore, ecco, da inizio a fine carriera. Diciamo che l'hai portato tu allora a Napoli, il Mister. Col No, Mister no. invece Io facevo il tifo per lui che venisse. avete fatto una grande cavalcata che nessuno si scorderà mai a Reggio Calabria, siete partiti prima da meno 15, poi da meno 11, avete fatto una salvezza storica. Anche un miracolo sportivo, allora partimmo dopo Calciopoli con il meno 15, 15 punti di penalizzazione. Chiaramente in Serie A era difficile che la Regina potesse salvarsi, però con grande lavoro, abnegazione, voglia, entusiasmo e con la grandissima esperienza di Mazzarri dal meno 15 al meno 11 a salvarci a una giornata alla fine. Dopo una grande carriera da giocatore, poi hai intrapreso quella da allenatore. Qual è stato il momento preciso in cui tu hai pensato, ho detto adesso la mia vita, la mia seconda vita sarà quella di allenatore? Ma diciamo che appunto a fine carriera, quando ero a Palermo e già avevo messo in preventivo di smettere, mi ero già cominciato a documentare, a parlare con Mazzari, con qualcun altro e chiedevo appunto un consiglio su quello che poteva essere il mio proseguo ecco, nel mondo calcistico. Devo dire che l'allenatore è il ruolo che sento più mio perché mi piace stare in campo, mi piace essere parte integrante, ecco livello dirigenziale ti permette di stare un po' giacca e cravatta dietro la scrivania, non è la cosa che più mi si addiceva. E quindi da lì, tramite Mazzarri, Renzo Olivieri, che è stato anche un mio allenatore alla Regina, andai subito a Coverciano a frequentare appunto il corso di UEFA e da lì ho iniziato ad allenare prima il settore giovanile a Palermo. Calcio Sicilia, le prime esperienze, poi sono passato a Trapani dove l'ultimo biennio è stato molto formativo e molto importante per me. Hai lavorato tanto con i giovani, in tanti, anche Mister Mascara, per esempio, l'altra volta, ma tanti addetti ai lavori ci dicono che i giovani di oggi non sono più quelli di una volta, cioè non c'è più lo spirito del sacrificio che aveva la vostra, diciamo, la vostra classe. Tu che Ma ne pensi? diciamo, sì, sì, penso anch'io, sono d'accordo con Beppe, tra l'altro che conosco molto bene, e devo dire che i tempi cambiano, cambiano tutti, è cambiato il calcio, è un calcio più dinamico, un calcio più atletico e anche i giovani adesso con la nuova tecnologia, con le nuove distrazioni, con anche il fatto di essere un po' più evoluti rispetto magari a un sedicenne della mia era, ecco, sicuramente ti permette di avere un piglio diverso, che a volte non è sempre la cosa più giusta, perché adesso se si rimprovera un giovane o si consiglia un giovane o si riprende un giovane, magari ha anche la personalità o tra virgolette la presunzione di risponderti o mandarti a quel paese, mentre quando iniziai io da giovane a Bagheria non mi permettevo neanche di guardare in faccia un grande, un allenatore, un addetto allo staff che magari mi riprendeva. Però, mister, uno più giovane, se viene ripreso da uno come Aronica, che ha giocato in Champions League, ha giocato tantissimi anni in Serie A, cioè è diverso
da altri, cioè nel senso la tua figura è importante anche in questo. Sì, diciamo che è quello, il fatto di aver fatto una carriera professionistica, ecco, importante, sicuramente ti dà credito, è un giovane che si sente consigliato, perché poi rimproverare ci sta, che magari, ma più che altro consigliare, cercare di indirizzare, cercare di spiegare un po' le cose come stanno, sicuramente vengo ascoltato, anche perché, ripeto, ho credito, perché se io spiego a un ragazzo come bisogna calciare, come bisogna crossare, come avere una postura del corpo, sicuramente mi ascoltano, perché chiaramente sanno bene che non sono l'ultimo arrivato, però a volte c'è sempre magari il ragazzo che è un po' più sfrontato, un po' più presuntuosetto, tra virgolette, che magari riesce anche a mettere in discussione un consiglio, ecco, dato dall'allenatore. Certo, 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 la figura è molto E quindi importante. non gioca più. Eh, mister, sei tosto anche come in campo, anche nell'allenamento. Sei rigido. Diciamo di sì, diciamo che quello so essere bastone e carota, però bisogna tenere il gruppo sempre sulle spine, perché se si lascia un attimo, appunto, ho avuto la fortuna di fare il calciatore e quindi so che se l'allenatore ti lascia un attimino filo, magari riesci a prenderti più del dovuto, quindi bisogna sempre stare molto attenti a essere coerenti, a non dare mai troppo spazio ai ragazzi, in questo caso, ma mi auguro più in là anche ai grandi, perché nel momento in cui presti un attimino il fianco perdi di mano e perdi di vista il gruppo. Quindi diciamo che picchiavi in campo, ma adesso picchi diversamente anche dalla panchina. Diciamo che mi faccio rispettare in campo, e adesso anche dalla panchina credo che sia ancora più difficile rispetto al calciatore, perché è diametralmente opposto come ruolo, perché bisogna, da calciatore ragionavi singolarmente, andavi al campo, ti impegnavi, finivi l'allenamento, ti vestivi e andavi via, mentre da allenatore sia a inizio allenamento sia a fine allenamento, coordinare tutto, sentire un po' tutti e cercare di gestire il gruppo, specialmente quando si ha a che fare con i giovani, diventa più impegnativo. Quindi, a proposito di calcio giocato, chi era quell'attaccante che ti dava più fastidio? Quello con cui se gliela dovevi dare, gliela davi più volentieri? Ma diciamo che le litigate storiche con Ibrahimovic, diciamo, hanno fatto il giro del web, sono un po' riviste su tutti i siti. Ibrahimovic, perché ho avuto la fortuna di incontrarlo tantissime volte tra Juve, Milan, Inter, perché ha giocato tantissimo in Italia, mentre all'estero devo dire che ho avuto anche la fortuna di giocare con dei campioni, contro dei campioni del calibro di Drogba, Ghiero, gente veramente che era Messi, che era veramente un piacere a vederlo e che chiaramente avevano qualcosa in più di te, quindi per forza dovevi far valere la prestanza fisica e la grinta. Ma poi anche in squadra con te hai giocato con Cavani, con Lavezzi, c'hai tanta roba quel Napoli. Sì, devo dire che anche lì veramente giocatori di grandissima qualità, il Pocio, Cavani, Hamsik, devo dire veramente giocatori importanti che hanno fatto la storia di Napoli, e non a caso raggiungemmo traguardi così importanti grazie anche a loro. Tornerà in Italia il Pocio? No, scusami, Cavani. Ma Cavani, devo dirti che essendo a scadenza ci potrebbe essere anche la possibilità. Il Pocio ha smesso da qualche mese, quindi non lo si Sì. rivedrà almeno sui campi. Però credo Cavani sia molto legato a Napoli, e quindi se ci dovesse essere la possibilità sicuramente la prenderebbe in considerazione. E poi andava a memoria quella difesa lì, Aronica, Cannavaro e Ugo Boss Campagnaro, era proprio diciamo un credo in quel Napoli lì, nei tifosi. Sì, devo dirti che anche Mazzarri spingeva su questa linea, perché chiaramente la riteneva affidabile, avevamo trovato la giusta coesione, i giusti meccanismi, e quindi da dietro si ripartiva, ma la differenza la facevano da metà campo in su, perché avevamo veramente giocatori di qualità. Mister, anche tu come Mazzari sei legato alla difesa a 3? Ma devo dirti che all'inizio pensavo di sì, ma il fatto che negli ultimi anni ho giocato quasi sempre 4-3-3 sicuramente mi ha portato, anche per esigenze societarie, perché a Trapani, avendo appunto la seconda squadra dopo la prima squadra, adottavamo lo stesso modulo per seguire quello che erano il tema e l'impronta di Italiano, ecco, in prima squadra, e di Baldini quest'anno dopo. Quindi abbiamo fatto sempre 4-3-3, e devo dirti che è un modulo che mi ha entusiasmato, che diciamo, mi sono divertito a modificarlo, ad adattarlo, anche se devo dirti che per 7 anni ho giocato da giocatore, da protagonista a difesa a 3, quindi i meccanismi li conosco ancora meglio. Però ripeto che il modulo è sempre relativo, perché bisogna solo
capire che squadra hai in mano per poter ritagliare un abito ad hoc, ecco, ai giocatori. Quindi diciamo non sei trapattoniano, sei votato all'attacco come idea di gioco. Che il Sì, 4-3-3 comunque è offensivo. essendo stato un difensore, devo dirti che quello che prediligo è l'attacco, perché mi piace attaccare, mi piace finalizzare, mi piace mettere in condizione la squadra di creare situazioni offensive. Mister, cioè, ovviamente Mazzarri in primis, c'è qualche altro allenatore che tu magari hai avuto in carriera a cui ti ispiri, a cui diciamo hai rubato, hai rubicchiato qualcosa? Ma devo dirti che all'inizio appunto la Juventus 2 anni mi ero quasi in pianta stabile con la prima squadra, quindi c'era Marcello Lippi e ho cercato di capire come appunto gestiva il gruppo e tanti altri segreti, ma poi ho avuto Reia, Donadoni, Ulivieri che ha portato anche grande esperienza, ecco, un allenatore molto esperto e molto attento alla gestione del gruppo. Però quello con cui ho lavorato di più sicuramente è Mazzarri, dove ho cercato di rubare e di capire tutti i segreti. Mister, tu hai giocato in un'epoca perché la Sicilia era abbastanza fiorente, c'erano tre club in Serie A, c'era il Catania, Messina e il Palermo in Serie A. Tu pensi che ritorneranno questi tempi per la Sicilia, visto che adesso comunque abbiamo soltanto il Trapani in Serie B e comunque bassa classifica? Ma io mi auguro di sì, devo dirti che appunto ho vissuto io l'era importante della Sicilia dove Messina, Catania e Palermo, insieme anche a Lecce, Regina, Napoli, sicuramente il meridione era rispettato e seguito, ecco, da tutta l'Italia. In questo momento la Sicilia sta attraversando un periodo sicuramente fiorente, anche il Catania in difficoltà, il Trapani ha subito anche delle problematiche, quindi mi auguro che nei prossimi anni si ricostruisca per ripartire e riportare Palermo, Catania, Trapani, Messina, ecco, dove piazze importanti che meritano di essere in un posto calcistico sicuramente importante. Intanto ci scrivono se con Lippi, con la gestione del gruppo di cui parlavi tu, ci ha vinto il mondiale. Quanto è importante appunto la gestione del gruppo? Cioè, al di là della tattica, della tecnica, ma proprio la gestione del gruppo per un allenatore è molto importante. Ma io appunto credo che la vittoria del Mondiale 2006 testimonia che appunto non avendo magari una squadra con un alto tasso tecnico rispetto alle altre e venendo appunto da Calciopoli, da tante difficoltà italiane, Lippi con la gestione del gruppo, cercando di mantenere tutti sulla corda, utilizzando un po' tutti, fidandosi degli uomini più esperti, è riuscito a vincere il Mondiale. Io credo che oggi sia importantissimo perché è più difficile, ecco, cercare, è più importante ed è difficile tenere in considerazione chi magari viene utilizzato meno, perché si sa che chi gioca alla fine è contento, magari chi rimane sempre in disparte o che gioca un po' meno, sicuramente ha bisogno di una pacca sulle spalle in più. Quindi il fatto di tenere il gruppo tutto sulle spine, di essere coerenti e di avere magari un'attenzione in più rispetto a chi gioca, a quelli rispetto a chi gioca, appunto, secondo me è molto importante. Mm. Mister, intanto ti salutano in tanti, ti fanno i complimenti in tanti. Noi qualche settimana fa abbiamo, diciamo, intercettato qualche dirigente, diciamo, qualche nostra fonte che ci ha detto che qualche serietà, qualche società di serie A sta interessando a te come allenatore. Ci scrivono, tu dove ti vedi, diciamo, l'anno prossimo come allenatore? Nel Ma senso, ti vedi tra i grandi, ti vedi ancora tra i piccoli? Ma io devo dirti che adesso sto aspettando quello che succede a Trapani per capire anche in virtù del fatto che con il direttore Sandro Porchi abbiamo giocato assieme, abbiamo un ottimo rapporto e quindi quest'anno abbiamo lavorato insieme. Sto aspettando di capire quello che succederà a Trapani, anche in virtù di tutto quello che è successo, campionati bloccati, e non si sa tanto ancora quello che succederà. Però l'obiettivo mio chiaramente è quello di dopo aver fatto esperienza nel settore giovanile, puntare ad allenare i grandi perché è quello che mi interessa e quello che voglio fare. Diciamo, un gradino per volta sono voluto ripartire dal settore giovanile per fare esperienza, per mettermi in discussione e per cercare di appunto capire la gestione, provare alcune situazioni. Però adesso credo che sia arrivato il momento di provare ad allenare i grandi e sicuramente mi farebbe molto piacere se come appunto in questi giorni ho avuto modo di appurare qualche società di Serie D, puntasse sul sottoscritto.
Perché comunque sarebbe ottimo per il calcio siciliano perché in un momento di crisi un po' per il calcio siciliano appunto puntare su chissà quando è stato diciamo l'epoca d'oro del calcio siciliano potrebbe essere un quid in più per puntare su Salvatore Aroni. Sì, diciamo che il fatto di essere stato un buon calciatore non è sinonimo che sai fare bene all'allenatore, però sicuramente il fatto di avere un bagaglio di esperienza importante, quello è indiscutibile. Quindi il fatto di provare a puntare su un allenatore giovane che abbia voglia, che si metta in discussione, se io fossi un presidente sicuramente lo terrei in considerazione. Mister, tu in Sicilia, diciamo, sei palermitano, però hai legato la tua storia alla corsa, alla cavalcata del Messina. Avete fatto grandi cose a Messina. Sì, è vero, Messina è stato il mio trampolino di lancio, una società e una città alla quale sono molto legato, sia perché abbiamo vinto il campionato di Serie B, sia perché l'anno dopo in Serie A arrivammo settimi e il terzo anno in Serie A fu un po' più sfortunato che si concluse con la retrocessione, però devo dirti che è stata una cavalcata dopo tantissimi anni riportare il Messina in Serie A e l'inaugurazione del San Filippo e avere 23.000 abbonati sicuramente si era ricreato un entusiasmo, una voglia, un sapore di calcio interessante. Devo dirti che poi chiaramente le cose non sono andate più nel momento in cui andai via, poi con l'epoca Franza le cose andarono un po' maluccio e il Messina ripartì appunto dalla Lega Pro, retrocedette in Lega Pro, poi adesso si trova in Serie D e quindi chiaramente c'è voglia di programmare, c'è voglia, so che la società è molto organizzata, che hanno voglia di far bene e che credo che quella città meriti ben altro, ecco, che la Serie D. Io ascoltavo, diciamo, diverse interviste di tuoi ex compagni, mi riferisco ad Alessandro Parisi e mi riferisco a Carmine Coppola. Quello che emerge, quello che dicono proprio chiaramente è il fatto che, diciamo, dopo la vostra cavalcata, cioè dopo che voi avete fatto arrivare Messina al top, non sono stati più capaci, chi è arrivato dopo, di mantenere proprio quel tesoretto, cioè proprio quel gradino che Messina meritava. Sì, è vero, devo dire che nel momento in cui Franza ha abbandonato la società e da lì piombarono i dilettanti. Devo dirti che questa nuova società ho avuto modo di seguire appunto il Messina quest'anno, devo dire che gente molto competente, ripeto, una società organizzata con grandi strutture, grandi voglie e credo che se riusciranno a lavorare come credono, sicuramente porteranno il Messina di nuovo ad altissimi livelli perché, ripeto, quando c'è programmazione, c'è organizzazione, credo che si possano fare solo buone cose. Mister, penso che ti riferisci all'FC di Rocco Arena, perché comunque lì ci sono due società, c'è la CR Sì, di sì, sì, Shot. sì, no, 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 io chiaramente parlo dell'FC di Roccarena che quest'anno si è disimpegnato molto bene, ha messo in difficoltà il Palermo, è arrivata a ridosso delle prime posizioni, quindi sicuramente quest'anno ripartiranno da quello di buono che è stato fatto. Ma pensi che siano troppe due società a Messina? Ma obiettivamente devo dire che per quello che è il territorio, per quello che sono le strutture, sicuramente due società in Serie D per Messina sono troppe. Ecco, chiaramente all'epoca del Messina in Serie A c'era il Messina e poi c'era il Camaro, quindi non c'era più nessuno. Adesso ci sono due società in Serie D che si dividono il territorio, che si dividono le forze, si dividono le energie, si dividono anche probabilmente gli aspetti economici, quindi se si dovesse arrivare a una società che abbia la meglio, sicuramente sarebbe sicuramente meglio e producente. Ti piacerebbe tornare da allenatore in una piazza in cui già hai giocato? Non mi riferisco soltanto a Messina, ma diciamo in generale. Ma c'è, sicuramente io ho dei bei ricordi di Messina, di Reggio, di Napoli, di Ascoli, per dire della Juventus. Mi sa che il caldo siciliano oggi ha fatto saltare anche il collegamento di mister Totò Aronica, ragazzi. Il caldo, non facevamo i conti con questo caldo a maggio da tanto, tanto, tanto tempo, ragazzi. Mi sa che è il record nazionale, leggevo ieri, di caldo in Sicilia. Niente, non c'è ancora online il mister, speriamo possa risolvere presto perché comunque avevamo ancora qualche domanda interessante da porgli. Intanto vi ricordo che su Gol Sicilia trovate tutti gli aggiornamenti 24 ore su 24, ragazzi. Oggi ricordo anche che c'è un'intervista interessante a mister Peppe Raffaele, al mister del Potenza, quindi ragazzi, se avete 5 minuti di tempo andate sul sito www.golsicilia.it perché trovate un'interessante intervista di mister Raffaele che ha risposto a domande sul presente e sul futuro, visto che comunque il mister siciliano è cercato da diversi club importanti, è cercato dalla Serie B, è cercato da formazioni ambiziose di Serie C, ci sono su di lui Pescara, Catanzaro e Teramo. Il mister
Ha risposto il mister attualmente al Potenza, ex Igea Virtus, Peppe Raffaele. Mi sa che oggi è un po' difficile recuperare il mister Aronica, aspettiamo ancora un attimo. Tanto salutiamo anche Angelo D'Angelo. Angelo, ci vuoi dire dove sarai l'anno prossimo? Di nuovo al Sant'Agata in Serie D? Ancora- ci risponderà che sicuramente è ancora presto per parlare di futuro. Ancora parlare di mercato, diciamo, è un po' presto perché comunque le società non sanno ancora di che morte morire questo campionato qua, quindi diciamo che parlare di mercato è un po' presto, vero Angelo? Mi sa che è più grave del previsto il problema di mister Totò Aronica. Allora, proviamo a fare una chiamata in diretta con un altro telefono a mister Aronica. Ecco ragazzi, non c'era mai capitato, lo facciamo. Niente, il mister ha anche il telefono spento, mi sa che è saltato il collegamento. E allora ragazzi, vi dobbiamo purtroppo lasciare, ci ritroviamo, ritroverete comunque l'intervista di Totò Aronica sul nostro sito www.golsicilia.it e la ritroverete anche su YouTube. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo sabato col salottino di Gol Sicilia, ci trovate online 24 ore su 24.